Siamo con Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering a Mestre. Buonasera, presidente Rossato. L'Osservatorio elabora i dati dell'INAIL sugli infortuni per fotografare un po' il rischio reale di infortunio mortale sul lavoro, regione per regione, quindi a livello italiano. Noi abbiamo chiesto e trovato la disponibilità del presidente Rossato per fare un po' il punto sulla situazione in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Presidente Rossato, ci dà un po' il quadro di questo primo trimestre, perché intanto i dati si elaborano per trimestri, quindi il primo trimestre di quest'anno, anche rapportandoci agli anni passati, all'anno scorso, per capire se c'è un peggioramento o un miglioramento della situazione. Buongiorno a tutti gli telespettatori. Allora, il quadro della situazione in realtà non è cambiato rispetto agli anni precedenti. Parlo di anni precedenti perché se consideriamo anche un periodo di 10 anni, i dati infortunistici non sono cambiati granché. E questo è il problema più grosso, cioè non riusciamo a ridurre gli infortuni sul lavoro, in particolare anche gli infortuni mortali sul lavoro. Non riusciamo a ridurli, nonostante tutte le attività che vengono messe in campo. I dati dicono questo. Esatto, e questo è il grosso problema. Tutti ci chiediamo come mai, anche gli addetti ai lavori, quindi come mai non si riesce a ottenere un benché minimo risultato perché superiamo sempre i 1000 morti all'anno abbondantemente e questo quindi è un dilemma, ma sostanzialmente il problema è che anche il lavoro si è trasformato, anche i lavoratori si sono trasformati nel senso che abbiamo delle realtà che operano di tipo diverso, anche lavoratori stranieri, ma anche se pensiamo al bonus edilizio, ha comportato un'accelerazione dei lavori e soprattutto un ricorso ai subappalti. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che i controlli sono un grande problema che abbiamo a causa della scarsità del personale ispettivo, non riusciamo a far migliorare la situazione, nonostante la formazione si effettui e comunque le aziende siano più attente rispetto al passato alla sicurezza sul lavoro. Ho visto un po', voi colorate le regioni in base al rischio. Il Friuli Venezia Giulia complessivamente a livello italiano non è messo malissimo, però la provincia di Pordenone ho visto che invece è zona rossa. Esatto. Riteniamo fondamentale rapportare il numero di morti sul lavoro alla popolazione lavorativa, perché quando parliamo di numeri assoluti è chiaro che la Lombardia, avendo una popolazione lavorativa molto elevata, ha anche più infortuni mortali, se ci focalizziamo su questi, rispetto ad altre regioni. Però questo non è indice di rischio, cioè quanto rischia un lavoratore che opera in un certo territorio e quindi abbiamo analizzato regione per regione, provincia per provincia, questo indice statistico, l'indice infortunistico, sostanzialmente quante persone purtroppo muoiono ogni milione di occupati. Il Friuli, in particolare nel primo trimestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024, rimane in zona gialla. La zona gialla sostanzialmente è una zona buona, diciamo, è l'indice infortunistico, quindi quel numero purtroppo di morti sul lavoro rispetto alla popolazione lavorativa, è leggermente inferiore all'indice medio nazionale. Quindi le zone bianche sono le zone in cui avvengono meno infortuni rispetto alla popolazione lavorativa, le zone gialle sono quelle che comunque stanno al di sotto della media nazionale, arancioni superano la media nazionale, rosse invece superano di oltre il 25% la media nazionale. Cosa ci Quindi, dice invece rispetto al Veneto, in particolare alle province di Venezia e Treviso? allora, rispetto al primo trimestre del 2023, la situazione in Veneto, in particolare Venezia e Treviso, è notevolmente cambiata. Na- Naturalmente i numeri fortunatamente sono bassi perché consideriamo solo un trimestre e quindi il numero di morti sul lavoro nelle singole province fortunatamente è basso e quindi sono indici statistici che ancora non sono molto rilevanti da un punto di vista statistico. Comunque, rispetto all'anno scorso, il Veneto è una regione considerata classificata come zona bianca, nel senso che ha un indice infortunistico molto basso rispetto all'anno scorso,
e anche le province di Treviso e di Venezia. Speriamo che durante l'anno questi dati non cambino. Grazie Presidente Rossato per essere stato con noi. Grazie a voi.